Questa giornata nasce dalla forte volontà sia dell'amministrazione che del prefetto di organizzare un evento per parlare di mafia. Detta così può suonare un po' male, ma in realtà sia l'intento dell'amministrazione che quello di Sua Eccellenza la dottoressa Librizzi è quello di sensibilizzare il più possibile e sempre tutta la società sulla tematica mafia. In particolare oggi abbiamo coinvolto le scuole. C'erano un sacco di ragazzi perché pensiamo che il compito delle istituzioni e delle amministrazioni in particolare sia quello di formare quelli che saranno la classe dirigente o la società del domani, e i ragazzi oggi per noi sono questo, ricevono dall'amministrazione un'attenzione particolare. Il fatto anche che oggi sia venuto il prefetto, ci siano state le autorità religiose e militari è un forte segnale che tutte le istituzioni si muovono in tal senso. Oggi questa giornata è stata memorabile, è importante coinvolgere i ragazzi e soprattutto volevo proprio fare intuire a loro che non devono dimenticare il passato. Per non dimenticare il passato soltanto noi possiamo permetterlo, rispettando le leggi, rispettarsi l'uno con l'altro, pensare quello che è accaduto e fare in modo ovviamente che l'unione, la complicità di loro non accada più.